Incroci pericolosi in prima categoria girone C perché l'Isolese è al Morgavi con la Sampierdarenese, ma il big match è al comunale di Bogliasco dove i biancorossi rinforzati dall'arrivo di Crosetti ospitano la Caperanese capolista per una sfida ad alta quota. Ad alzare i giri della gara ci pensano subito i chiavaresi perché al quarto d'ora è alla prima vera occasione Levaggi si inventa questa conclusione al volo che lascia di stucco Burlando e vale il vantaggio ospite. È il 25esimo minuto però quello topico dell'incontro perché la punizione di Rattini che buca la difesa avversaria, Perazzo compreso, oltre a valere il pareggio, cambia il trend di una gara molto fisica. E allora nel finale di frazione il Bogliasco mette la freccia 2 volte, al 40esimo infatti chirurgica la conclusione di un Crosetti in versione videogioco, one shot one kill, i biancorossi vanno sopra e sul suono della sirena arriva il cross di Tarico dalla destra che pesca a centro aria malinconico, il numero 9 anticipa tutti e il parziale al termine del primo tempo recita Bogliasco 3, Caperanese 1, la ripresa viene però riaperta subito perché Burlando in uscita mette un pollice fuori dall'area e sulla punizione che ne consegue Assalino sceglie la potenza e dà un senso ai secondi 45 minuti, seconda frazione che però si arena di nuovo a centrocampo, Crosetti al match ball al 35esimo, un minuto dopo Levaggi con la palla del pareggio, finale tutto sommato poco convulso con timide proteste neroverdi e potenzialmente con un'ultima occasione, ma sull'ultimo corner il direttore di gara fa preparare tutto, salvo poi fischiare 3 volte tra le proteste di una Caperanese che rimane prima perché l'Isolese pareggia al Morgavi, il Bogliasco continua la sua scalata alla vetta.